cosa che siamo lì a promozionare, quella che sia la nostra pubblicità occulta. Naturalmente il tempo, se abbiamo messo d'accordo questa settimana finalmente i nostri strumenti è stata Rai, non potremo dire che domani sarà Beo. Ma sicuramente domani sarà... Non si può dire che domani sarà Beo. Non si può dire neanche che domani sarà brutto brutto. Anche perché è il tempo è il cui e signori fa quello che vuoi ori. Ciao a tutti! Ciao da Luni! Da Bronza! Da Querta! E da Tregole! Ciao a tutti! A lunedì, a lunedì! Siamo sempre qua. Bentornati un'altra settimana Buonasera a tutti quanti, a quei da Dio e a quei davanti. Buonasera ai dottori che sa sempre tutto e ori. Buonasera al Paiombaro e anche a Mussa destra Saro. Insomma, buonasera a tutti quanti. Ancora polemiche con Frego e anche questa settimana. Con Frego e con Striscia. Con Striscia la notizia. Hai visto cosa che è successo la settimana scorsa? Striscia ne ha copiato, che mo sgamma subito, e anche a Mediaset che ne ha copiato addirittura l'ospite. Frego arriva prima. Grazie anche ai strumenti che ne ha messo il nostro editore a disposizione, sta davvero sto satellite che ne fa vedere notizie prima che arrivare in anticipo rispetto a tutti quanti. E infatti andiamo subito con notizie del giorno. E questa qua è una notizia veramente congelata, fresca ma congelata. Lo scioglimento dei ghiacci può liberare virus letali per l'uomo. Dalla quinta conferenza mondiale sul clima parte l'allarme. I ghiacciai che si scioglie a causa dei cambiamenti climatici potrebbero liberare virus congeai da migliaia, centinaia di migliaia, milioni di anni. Praticamente un smerdaro di anni. Ecco. Esatto. È il primo virus che sta già individuato in Groenlandia. Ma invece di coparlo subito, come il Gavario devo fare, così che fa? I scienziati lo sono portati in laboratorio per studiarlo, così invece è un grande rischio di infettamento. Tutti quanti. Ecco. Però... Frego naturalmente se riuscì ad avere in studio un campione del virus e lo avevo in balsamà, eccolo qua, questo è il virus. È un virus doppio sto qua, è il retrovirus che una volta che ti ciappa non ti muore, ed è tutta quanta colpa del set del cosa, dell'effetto serra, del buco nell'orzoro. L'effetto serra? L'effetto serra e il buco nell'orzoro. Oh, l'effetto serra, che se 20 anni che conosco l'effetto serra. Sì, sì, 30 anni che io conosco, mi ricordo guarda come se fosse adesso. Avevo 10-12 anni e al pomeriggio partivo col mio motorino e mio papà mi correva lì e mi diceva ciao piccolo, effetto sera! Questa qua sarebbe la novità. E andiamo avanti con Montegrotto. Montegrotto qua a Rente, tacca a Padova. Esatto. Marciapiedi disastrati, ospiti a rischio. I titolari di alcuni grossi alberghi di Montegrotto, Poretti, Mefanca, Peccazzi, sì, proprietari, lancia un allarme. I marciapiedi tutti rotti, pieni di buse e di crepasci, e i nostri ospiti rischiano di cascare e rompersi, che i pochi ossi che ancora giusta. Ma il sindaco di Montegrotto Cognolato, detto anche la volpe dei Colli Euganei, gana sua teoria. Non è colpa dei marciapiedi rotti se gli ospiti casca, i seiori che i vecchiotti e noi siamo buoni neanche a restare in piedi. Anzi, ti dirò che cascando io rovino anche i marciapiedi. A pagare, va! Vi dicevo in apertura che la settimana scorsa che avevamo parlare striscia la notizia di quello che è successo e anzi noi altri che aspettavamo di avere un confronto diretto con Greggio
E venimmo aspettare domenica scorsa alla partita con i piloti, che sta a partire il 7 novembre con i piloti a squadra dei Lions. E siamo andati là apposta al plebiscito. Ma Greggio invece è Gassavuo, che Guillermo Canoanti, che aspettava e non si però gli altri prego e siamo riusciti a portare qua un ospite eccezionale. Si tratta dell'inviato veneto di Striscia la Notizia, Edo Soldo, che è qua con noi altri stasera. Pure tranquillo, ecco, no, sta bene, ecco, tutto a posto, tutto bene, tutto bene. Che hai sentito questa polemica? Sì, beh, si sentiva Nord Europa, ha parlato tutto quanto il mondo. Guardare le persone. Un amaro, esatto. Ma ti cosa pensi? Cosa dici là a Striscia di questo fatto che mi ha copiato questa cosa? Sì, beh, questa notizia. Diciamo che è il leitmotiv di Mediaset della situazione. Lei il motivo. Sì, prego, sì, difatti Fregolo ormai penso che prenderà il posto di Striscia a ma giorni. sai che magari telefona Berlusconi in persona e telefona qua appunto per dirmi che io dagli 8 giorni praticamente ormai siamo quasi comunque si sta simpatico a Viniere, quindi te escludi che Greggio abbia saputo di noi altri e non sia venuto a partire apposta. Infatti era un collegamento telefonico. Infatti sei là, sei qua. Allora no. Quindi tu confermi che sta confermo. E invece per quanto riguarda il servizio, che tra l'altro ti si sta a fare il servizio qua. Infatti, vedo, Striscia la Notizia, Edo in centro. Appena uscito il servizio non l'hanno mandato a Striscia, perché questa era perché la dimostrazione che davanti ieri prima ieri sapendo che Frego e tutta sta polemica che sarà innestata, niente, ma mangiare il servizio. Consigliate che ha fatto il servizio per niente. Dovevamo andare avanti con le nostre notizie, le telefonate. Ti state qua con noi altri, il solito domande sera, come se che sono. Beh, go a Brandino qua fuori e attenda. Da qua non mi muovo finché non sento Greggio che mi dice ancora. Anche perché dobbiamo dirci anche tante altre cose. Andiamo avanti con le nostre notizie, con notizie spassaura, che sono le notizie più importanti del nostro. Scusami, Edo, scusami, senti, si spassaura pure, te puoi confermare. Questa qua è notizia spassaura di oggi. Doberman cena con 63 gaine, conto 11 milioni. Siamo a Maserà, a Padova, 11 milioni e mezzo per 63 gaine ovaroe. Questa si è richiesta del risarcimento presentata da un agricoltore di Bertipaglia all'assicurazione di un vicino di casa proprietario del Doberman, Joe. Qualche notte fa il can già entra nel punaro, come si dice punaro a Massano? Punero, di casa Bertazzo, e gli ha fatto la strada delle gaine. Io ho trovato la mattina drio, qua panza piena, un bel cuscino di piume e se le cava a bocca, aveva appena mangiato gaine. Infatti il ragionamento del risarcimento era in funzione dell'utilizzo di queste gaine ovaroe, che era in grado di fare ben 250 ovi all'anno. Qua l'anno, sei un Doberman. All'anno, ecco il motivo per cui la richiesta del risarcimento era così alta. Ma dove veniva fuori queste uova? Dall'anno. E il paron de casa, il paron del can, però si è difeso in questa maniera qua, che poretto sto can, io non fia sbattutino, poretto, no? E non è cosa che aveva bisogno di una piccola curetta e rega approfittava per fare un bel sbattutino del 150 ovi. Molto bella, andiamo avanti con la prossima notizia. Allora, la finanza a caccia di figurine rare. Un boccia disperà in televisione, sai che i boccia che piange in televisione fa sempre audience, no? Tira su l'audience. Si dice audience in basso. Audience. E sto boccia ha denunciato di non riuscire a completare l'album delle figurine perché le figurine dei calciatori Poggi dell'Udinese e Volpi del Venezia era praticamente introvabili. Casa sua, per contentarlo, aveva perfino fatto un mutuo per comprare vagonaie, scamionaie di caucciù, praticamente un smerdaro di caucciù, però senza risultato. E ora
il verde Paisan, che è molto sensibile a questi problemi veramente sentiti, e ha fatto un'interpellanza parlamentare. E la Guardia di Finanza, molto sensibile ai bisogni del paese e soprattutto del tuteo, ha fatto un controllo. Ma i figurini era praticamente regolari, anzi i 2500 premi erano già stati assegnati. Esatto. Se puoi dire, non ti deve frego e potremmo commentare così la notizia, che il Tosetto in questione ha fatto proprio una brutta figurina. Va bene, adesso noi altri dobbiamo congedare il nostro mi ricordo, mancava sempre Pizza Balla. Pizza Balla. Pizza Balla. C'era pianta volpato per terra, scala raccoglie le mele, famosa Vicenza degli anni 70. Che ti panini? Siamo venuti su a panini, dica. Mentre Edo va a spostare la macchina che è messa a mano, noi altri invitiamo a venire a trovare la nostra amica, la nostra ospite veramente eccezionale. Dov'è? Ci vedremo domani, Edo, mi raccomando. Informe, o informa, importante che sia. Caravana che Daniela Antonacci, la famosa conduttrice del dal cuore che batte, come batte il mio cuore. Daniela, tutti quanti i giovani, soprattutto i tosetti, i tosati, i tosatiei, te conosce, te segue questo programma che sta avendo un grosso successo qua nel nord-est, si chiama Tinite. No, non si chiama Tinite, qua oltre a fare pubblicità occulta, mi sembra, vi vedo qua. Si chiama? Tino.net. Che bene! Abbiamo detto di siamo da campagna. No, Team.it mi sembra qualcos'altro, no? No, Team.net. C'è la roba netta, pulita. E di cosa parla? Perché per le persone che magari non ti seguono, non ti conosci ancora, pochissime naturalmente. Pochissime, perché ormai sono... Di cosa parla questo programma? Allora, Team.net è semplicissimo, parla di tutto quanto riguarda il mondo giovani, quindi musica, cinema, spettacoli in genere, gossip, pettegolezzi sui personaggi più famosi e poi abbiamo tanti ospiti in studio. Un sberdaro di ospiti anche che guida, che bello. Ma chi sei sportivi, un po' di tutto, cantanti? Soprattutto ragazzi, che così abbiamo avuto ospiti, un gruppo di ragazzi che ha fondato una band. Ah, beh, sì, tipiche delle cantine, avete presente? Di suonare anche. Sì, ma più abbiamo chiacchierato. Hai voluto lanciare un appello a tutti quanti i giovani che devono ascoltarmi, che magari ancora non hanno avuto modo di vederti. Ragazzi, un appello addirittura. Cosa volevo dire? Il nostro è un programma anche di servizio, soprattutto il nostro è un programma dei doppi servizi, nel senso che siamo sensibili ai bisogni della popolazione. Faria così qua Daniela, faria così, Roberto, se sei d'accordo. Adesso è il momento delle robe vecchie di una volta. E visto che sei una giovane, parliamo delle robe vecchie di una volta. Robe vecchie di una volta e robe vecchie di una volta, non ne sei più robe vecchie di una volta. Eccola qua, che abbiamo oggi, sto oggetto qua. Questa qua è chiaramente riconoscibile da tutti quanti. La cintura. Ah sì? Questa qua, cosa sia secondo te? Ecco, allora lanciamo il quiz, per tutte le persone che ne ascoltano, dobbiamo indovinare cosa che è sto oggetto, naturalmente dire il nome in dialetto, in veneto, anche se dirà in modo diverso magari nelle varie località del Veneto, perché tante volte lo stesso oggetto si può dire, si può identificare in modo diverso. Allora, e devono scrivere scrivimi a questo indirizzo, al nostro email, al nostro fax. Ecco, chi che risponde esattamente riceverà a maglietta del prego. Addirittura. Sì. Complimenti. Allora, andiamo avanti con le notizie. Andiamo avanti con le notizie rapidamente perché il tempo stringe. Cosa voglia impegnata? Esatto. Siamo già in chiusura. Non c'è neanche il tempo di fare cosa che voglia impegnata stasera, quindi andiamo subito con le previsioni del tempo. È il tempo che prevede che domani, dato il colore, che sarà assolutamente un sole che spaghettiere. No, guarda Roberto, ti si fuora completamente strada perché il mio strumento dice che domani piove a cane. Ma se te dico che domani soe. Attento, inutile che stiamo qua a discutere, tanto lo sa tutti che è il tempo in cui si ori fa quello che vuoi ori. Ciao, domande sera con Frego. Ciao a tutti da Rosa. Ciao a tutti. Puerta, Daniela e Frego.
Buonasera a tutti quei davanti. Buonasera ai muratori, buonasera ai bianchini. Buonasera ai camionisti che è sempre tanto tristi. Non so se capito, ma noi altri già da una settimana facciamo pubblicità occulta e che avevamo lanciato una sfida per indovinare le cose che stiamo a fare pubblicità. La sfida che non c'è come al solito a Striscia la Notizia, ma anche a tutti quanti gli ascoltatori che cada scrive e indovinare le cose che stiamo a fare pubblicità. E andiamo velocemente con le nostre notizie. Avanti, veloci, che tante che andiamo usbardare. Si torniamo. Assessore sceriffo, qui non regna il Far West. Polemiche a non finire contro che il porro disgraziato dell'assessore Assaglia, che invitava a difendersi dai rapinatori pistola in mano. Se interviene l'assessore l'ex assessore Milva Boselli e udite l'ex assessore Andrea Colasio, ritrovato dopo il nostro Chi l'ha visto finalmente. Esatto, ecco qua che va in immagine. Allora, scandalizzati due ex assessori dice che qua non siamo viene dai far questa qua, qua non serve mia la pistola, qua che vuoi lanciafiamme. Il telegramma te lo leggo per telefono. E ora siamo a Belluno dove manca proprio di tutto. Se vi ricordate della denuncia della carenza dei infermieri, adesso manca anche i fattorini per recapitare la corrispondenza. E non solo nel bellunese, ma anche a Vittorio Veneto. Capita infatti normalmente che dai posti ti telefona a casa per avvisarti che si arriva il telegramma. E siccome che manca i fattorini, cosa devi fare? Il te lo legge per telefono, oppure bisogna che ti vai torteo. Per quello che a posta prioritaria arriva sempre così presto. Se tocca andarti a Torre e ti paga. Ancora una sfida, dicevo prima, con Striscia la Notizia sulla pubblicità occulta. E noi altri per sveare sto mistero che avevamo voi già ieri sera l'inviato veneto di Striscia la Notizia che è Edo Soldo ed è tornato anche stasera. Carrega, perché presente Carrega? Maradona. Abbastanza, come si dice Carrega? Carrega, vedo che è una parola multinazionale. Senti Edo, ieri non so se te che notà, ma noi altri stiamo di fare pubblicità occulta da diversi giorni, ecco, vedo. Che abbiamo lanciato la sfida Striscia la Notizia a casa, manda diversi fax qua, ma senza riuscire a indovinare e senza riuscire a capire quello che è il nostro segreto. Di cosa stiamo di fare pubblicità secondo te? Clinton? No. Clinton? No. Chinotto? No. Dai, lo svelo perché finalmente dopo 8 giorni dobbiamo svelarlo. Esatto. Noi altri stiamo di fare pubblicità dei bicchieri di plastica. Vabbè, dai, non viene a cascare nessuno. Andiamo avanti. Senti Edo, domani che andare via, quindi se è l'ultimo giorno che saresti qua ospite noi altri, vogliamo domandare una roba. Attendina era scomoda. No, volevo domandare una roba. Ti decidio condurre un programma molto simpatico, molto bello, che si chiama Venetario, ecco, su te Bassan. Di cosa si tratta? Il Venetario è diciamo, una specie di notiziario semiserio, che lo dice che il nome. Settimanale. Il vostro è un quotidiano, è in studio. Noi andiamo a beccare, vedere, facciamo gli inviati servizi esterni, interni, sotto scala, dappertutto, soffita, dappertutto. E ho visto che giri dappertutto. Con bella Galderisi. Che come manca la materia prima voi altri? Perché non vuol dire che qua ogni tanto qua voi altri qua seguiamo anche a Venetario, che è un altro programma Veneto, vero? Esatto, quindi è importante questo gemellaggio tra il Venetario e Fregue, chissà che vorrei dire che saremo ospiti tu. Molto volentieri, quando che vuoi, e faremo pubblicità occulta al Clinton. Andiamo avanti con le notizie, ci sta qua che te commenti con gli altri oggi. Ecco, sfida tra un ubriaco e i grandi magazzini a Trieste. Nei giorni scorsi a Trieste il signor Gianfranco Campana, in evidente stato di ubriachezza... Dio mio, quello era suonare come una campana, altro che era suonare quello. Insomma, questo Campana che ha tentato di battere un record da Guinness dei primati. Verso le 4 del pomeriggio e che aveva rubato 3 CD all'Uppim. E già sta a portare in questura e ai 5 io gari lascia
A Essie invece il garo va un maglione da coin. A Essie e mesa poi si ha fermato il motorino roba e portato di nuovo in questura. L'aiga dovuto ligarlo, incaenarlo e trattenerlo questa quanta giornata perché dichiara che il Gavaria continua a rubare fino all'orario di chiusura. Comunque il grande dispiacere del nostro caro amico Gianfranco Campana, suona come una tenca, e il dispiacere è che non riuscirà a concretizzare questo record. Infatti con tutti quanti i ladri che è in giro e che ha tanta concorrenza. A Napoli non vogliono i panettoni veneti. Questo è grave. Come mai? È il titolare di una rivendita all'ingrosso degli alimentari del Poggio Marino, Tacà a Rente a Napoli. Poggio Marino. Ha disdetto ben 100 milioni di ordini, praticamente un smerdato di ordini, dei panettoni veneti dopo le recenti polemiche in seguito ai famose, ormai diventate purtroppo famose lettere minatorie, razziste, non minatorie, razziste e anonime inviate nei giorni scorsi da alcune città del nord-est ai sindaci delle località vesuviane che limitavano a dare in Albania in caso di eruzione del Vesuvio. Certo, voi si dite che questi qua, di voi i nostri panettoni. No. E ora non che mangio più a mozzarella. E allora io non mangio neanche i pandori. E mi non mangio a pizza. E allora io non mangio neanche il mandallato. E mi non mangio neanche il cozzo col librione. E io non mangio neanche la mostarda vicentina. E mi non mangio i macaroni con mozzarella in doppa. E ora non bevo neanche il prosecco. E non mangio neanche la radice trevisana e il formaggio di marga. E mi non fumo più le sigarette contrabbando. Certo che con tutto quanto sto parlando di mangiare mi sembra una fama che ti dico. Andiamo avanti con la ne perde tutti, sono oggi mangiamo roba sua, si vuole mangiare roba nostra quando mangia pignate. Magna. Andiamo a vedere cose che voglio pignate. Vediamo cose che voglio pignate. Vediamo cosa vostra famosissima pignata. Puoi vedere che se tutta roba fatta in casa, ardente, poco coda, ardente. Ferrovie, partono gli aumenti, rivoluzione delle tariffe da gennaio 2000, aumenti medi del 2,3% con punte del 10%. La tratta più colpita è a Milano-Roma, cioè quella con più gente. In compenso si sta cancellando i supplementi, anche perché a ben guardare non so che fu sta una gran differenza del trattamento, te pagavi di più ma già era onto i stesso. Insomma i treni continua a non partire in orario, ma invece i aumenti in riva puntuali. E qua è poco da ridere. Allora andiamo con un'altra notizia. Ragazzi del 99, una pensione da Poretti. Ormai se restai solo che in 4 i nostri cari ragazzi del 99, 100 anni a testa, che dopo aver fatto a prima e sono bastava prima anche la seconda guerra mondiale, oggi si premiai dallo Stato con un vitalizio veramente generoso. Quanti scaghi dai? Esagerato. Quanti scaghi dai? Dimmi quanti scaghi dai. 70.661 lire. Tanti. Che almeno 50 anni fa era una cifra, adesso non ti serve neanche a comprarti a carta igienica. Ma fortuna che ieri stai solo che 4. Sei già di più che toccava e scarpie che toccava. Andiamo avanti con l'ultima notizia. Allora, l'italiano gli ruba la bicicletta e l'extracomunitario la trova. Finalmente una buona notizia, un furto a lieto fine. Esatto. È successo al capo del gabinetto della provincia di Padova. Cioè, cosa è che fa il capo del gabinetto della provincia? Sistemerà Albani, sarà il che fa i pulissi. Vicinetto forse. Esatto. Dal nome Marco Capearo, al quale che aveva rubato proprio sotto gli occhi una bicicletta. A bicicletta del Capearo. Del fatto se era in accorto un immigrato africano il quale passava per caso alla guida della sua Alfa 33. Monda su che lo abbiamo, è gadito. È nero, sì. Sì. E ora accompagnava a casa del ladro, che poi si sta a ritrovare infatti nei pressi delle cucine dei Poretti e là si sta a recuperare la bicicletta. Capearo voleva ricambiare in qualche maniera l'immigrato decoratore, però io non avevo su niente, non avevo su niente. No. Niente. E io si andava via dicendo che il migliore ringraziamento era quello di non giudicare in modo negativo tutti quanti gli extracomunitari. Alla fine non ha fatto un Capearo.
esatto. Ma alla fine chi sei che aveva fregato sta bicicletta? Sta un immigrato albanese. Allora, purtroppo siamo in chiusura. Siamo in chiusura, non so se salutare anche il nostro amico. Siete tempo per un'altra notizia? Andiamo con un'altra notizia. Andiamo con un'altra notizia. Ecco qua. Veneti ubriaconi, un libro per ragazzi pubblicato in Puglia apre il caso e il consigliere regionale Morosin scopre su un libro di Scoia una bella poesia accostata al problema giovani e alcol, che dice che fin da piccoli in Veneto si sa imbriaghi duri. Il libro è edito dalla Meridiana de Molfetta, se in distribuzione in Scoe e non ne fa fare proprio una gran bella figura. È un po'... Cosa potremmo dire? Mi dico che gara son... Dici, cos'è che ti dici? Che mi ricordo mio nonno che mi andava sempre a Graspetta prima di andare a Scoia, però non superava i 20 gradi. Infatti aveva ragione il nonno, e ha ragione anche il sindaco del Castello de Godego a Rente a Treviso, che davanti ai suoi concittadini gli ha detto: ma cosa ve ne frega voi altri dell'alcol? Non bevi e il vin è a graspa. Bevi qui, ostia! Siamo in chiusura, non so se avevo il tempo di dare le previsioni del tempo. Le previsioni del tempo rapidamente. Cosa che domani? Ma o piove o beo o nevega, o però se no può darsi che c'è anche nuvole o comunque in qualsiasi caso non becca mai. Tanto Tito sai che ormai tutti quanti io sa che ormai è il tempo e cura farà quello che vuoi. Ciao a tutti da Bronza! Da Querta!